Manca pochissimo al termine del girone di andata, arrivano sfide ancora molto importanti e interessanti, dall'eccellenza equilibrata ad una promozione che magari vuole diventarlo, dipende molto dal 13° che andrà a giocare domenica al Bottecchia con il Pordenone. Parleremo di questo, ma parleremo di mercato, perché in questo momento le società comprano, provano a fare degli affari veri e propri per cercare di diventare protagoniste per la seconda parte di stagione, soprattutto per il nuovo anno. Le squadre che diventeranno vincenti nel 2025 probabilmente appoggeranno chissà le loro basi dal mercato di dicembre del 2024, perché forse mai come quest'anno, con tutto questo equilibrio, il mercato diventa un fattore chiave. Insomma, comprare potrebbe diventare la svolta. Ne parliamo a terzo tempo. Sigla. Mercato di dicembre, ne parliamo questa sera a terzo tempo, ben ritrovati eccezionalmente di mercoledì. Apriamo rigorosamente con musica italiana. Simone Fornasieri, di chi era questa canzone? Dai. Giuni Russo? Viola Valentino. Ah, ecco, però dai, era quel periodo. Buonasera. Buonasera, ben ritrovati. Dovrete dirmi quindi, a proposito di comprami, chi ha comprato in questi anni di dilettanti, uno che avete detto hanno comprato un grande giocatore oppure curioso che vi è piaciuto o che pure poi ha fatto flop, non lo so, un colpo di mercato, lo chiedo anche a Davide Barlocco. Ciao Davide. Sante Bernardo. Buonasera. D'altra parte i nostri ospiti, Cristian Turchetto. Buonasera. Di SF Veneto Bannia, ciao, e Simone Bruno, allenatore del 13°. Buonasera. Che domenica in campo al Bottecchia, parleremo anche di questa partita naturalmente. Vediamo un colpo di mercato. Guarda, a me viene in mente, avendo seguito tanto il Chiarlins, Matteo Scozzarella, nome pesantissimo, arrivato ad ottobre, ha giocato 9 partite. Quindi è stato il colpo di mercato che ti ha deluso di più, immagino, in assoluto, sì, nella recente storia. Fornasieri, hai pensato a un colpo di mercato? Sì, ho pensato più di qualcuno, però ti dico uno particolare lo scorso anno, 2 anni fa, quando allo Zaule arrivò Maracchi, che scese dai professionisti. C'è stato qualche professionista che è sceso nei dilettanti, certo. No? Penso anche a Godeas ai tempi, però Maracchi è stato un uomo, credo, molto forte in campo, ma proprio è stato un trascinatore, un uomo spogliatoio di quello Zaule che secondo me poteva ancora far parte di questo Muggia adesso 1967. Sante Bernardo. Allora io ti do 3 opzioni perché tutte e 3 sono arrivate e hanno vinto. È stato Visi, Daniele Visentin da Real Vicenza a Fontana. Buono. Vinto. Dimas che è andato a Chions, quella volta ha fatto clamore, vinto. E Medi che l'abbiamo portato dalla solo Serie D, Serie C in promozione a Fleibano, che è andato su. Sì. Colpi di mercato mirati, quei colpi di mercato che poi ti fanno veramente vincere e non arrivano a dicembre. A dicembre però mi chiedo stasera, ne parleremo, se diventano
se possono essere colpi che aiutano a fare il cambio, la svolta, perché quest'anno è diverso, soprattutto in eccellenza il campionato. Voi che cosa avete pensato, cari ospiti? Cristian? Io direi, mi viene in mente un nome su tutti, che Andrea Carlevaris, che sembrava destinato a fare altre categorie, a frequentare altri lidi, è tornato a San Luigi. Quindi resti a quest'anno, Simone Bruno. Io invece al contrario vado molto indietro col tempo. Bravo, che mi piace. È un trasferimento che non mi sarei mai aspettato, perché ero convinto che chiudesse la carriera dove l'aveva iniziata, è quella di Paolo Sebastianis, che è andato a Valvasone seguendo Toffolo e Mauro Lovisa. Ai tempi per me è stata una cosa... Quasi shock. Una shock. Perché ne abbiamo parlato anche in una delle nostre interviste. Esatto, so che l'hai intervistato da poco e approfitto anche per salutare Paolo. Bene, vi interessa la mia risposta? Sì. Bene. Secondo me interessa ogni settimana a Natale vuoi che ti diciamo di no, dai? No, ti ricordi quando a un certo punto la Virtus Corona, lo dico spesso, si ritrova che porta Motta, Simone, professionista, in quel momento la Virtus si ritrova con Motta, Filippo Diav. Clamoroso. Sì, Diav ebbero la, fra virgolette, fortuna che si era rotto a Tamai, no? L'anno prima e... San Vito. San Vito, scusa, San Vito. E però, quindi rientrano, però bravi a prenderlo. Tridente clamoroso, insomma. E va bene, abbiamo giocato così, torniamo fra poco all'attualità. Prima però, attualità, questo pomeriggio si è giocato, e apro una parentesi piuttosto lunga sulla Serie D, che c'entra anche il mercato. Però prima, Simone Fornasiere, 22 minuti a Carlino. Sì, 22 minuti in cui ci sono state più occasioni che nei primi 67 del primo dicembre. Anche perché è curiosa questa entrata in campo, no? Perché siamo abituati che le squadre entrano con la terna davanti per il sorteggio. Guardate, questa è davvero la prima azione, perché si riparte con la rimessa dal fondo per il Salernitana, che rischia di fare gol alla prima occasione. C'è la palla messa per Fusco, traversone, Pegollo, girata, deviata ed è uscita davvero di poco. Poi ci sarà questa occasione, sponda di Dionisi, testa di Mileto da 2 passi, insomma manca la porta, però attenzione perché all'ultimo minuto, al 90esimo, Eiesi, secondo me forse in posizione di fuorigioco, ma non c'è il VAR, quindi sarebbe stato convalidato, ha la palla a gol e Venturini riscatta un po' l'errore di Portogruaro di domenica. Quindi 3 potenziali palle gol in 22 minuti significa che le 2 squadre non sono entrate per concluderla come era iniziata. Partita intensa, seppur corta, insomma, che porta il Cernis-Muzzane a 22 punti. Adesso la Serie D, insomma, è una situazione abbastanza stabile. Il Cernis-Muzzane e Brenalignano 22, stabile purtroppo anche per il Chions. Mercoledì prossimo Cernis-Muzzane di nuovo in campo alle 17. Alle 17 Ravenna, ma il Cernis-Muzzane col pareggio di oggi comunque allunga questa miniserie positiva, quindi vuol dire che sta bene. Adesso ci sono 2 partite per restare sul Cernis-Muzzane, con Este in casa e la Vis fuori, insomma. È chiaro che la Serie D ci insegna che partite facili non ce ne sono, però insomma potrebbe esserci la possibilità di chiudere in maniera positiva il girone di andata. È chiaro che sulla carta il calendario del Cernis-Muzzane è un po' meglio di quello del Brian-Lignano, che andrà a Treviso e poi alla Dolomiti. Però quello che dice Simone, ne parlavamo anche la scorsa settimana, no? Davide Barlocco, il Cernis-Muzzane piano piano ha questa occasione davvero di chiudere un anno da dimenticare, poi piano piano si è ripreso questo anno, no? Anche la Coppa sta aiutando. Sì, sicuramente, la Coppa li ha aiutati parecchio secondo me a trovare un'identità, che è probabilmente la cosa che è sempre mancata a Carlino. È una squadra che ancora ha degli alti e bassi, dove l'ho vista giocare anche bene e purtroppo anche non bene. La partita di Portogruaro non è stata certamente la migliore fatta dal Carlino. Però intanto la sia positiva, no? Non la perdi, ecco. E questa è una cosa importante, ecco. Allora, chi invece perde è il Chions, e torno sull'argomento mercato, perché proprio tramite il mercato, un mercato anche abbastanza impegnativo, fatto di uscite, entrate, sta cercando di trovare la soluzione la squadra di Lenisa. E domenica, a fine gara, quando Jacopo Puntigli ha chiesto proprio il mercato
tra l'altro è arrivato poi l'attaccante Dianti, l'Enisa ha risposto così, sentiamo. Adesso anche con l'apertura del mercato adesso le serve qualcosa, crede che arrivi qualcosa? Allora la società sta facendo il massimo di quello che può fare, ok? Questo è chiaro, ma al di là di questo è proprio all'interno di noi, di gruppo, compreso io come allenatore, mi metto in testa che dobbiamo cercare di capire che dobbiamo venire fuori noi, non che ci viene portato dalla società che può risolverci i problemi, perché i problemi sono da risolvere all'interno del gruppo, a livello delle prestazioni, la cattiveria, la voglia, la determinazione, cose che una squadra deve salvarsi deve avere in questo momento. Allora, l'Enisa va su argomenti che vanno oltre il mercato. Lettura che faccio io, la giro un po' a tutti voi. Come dire, adesso non mettiamoci in testa che dobbiamo risolvere la situazione muovendo, dobbiamo trovare un'identità. Il vero punto è che questo Chions, anche forzando il mercato, perché forse ha sbagliato qualcosa, non so se avete sentito cosa ha detto Bolgan rispetto all'inizio stagione, tanti cambiamenti che hanno pesato, ma alla lunga non sta trovando un'identità salvezza, quella che sta chiedendo l'Enisa e che pensavamo anche lui riuscisse a trasmettere, a portare. Che idea vi siete fatti? Credo che non so se il mercato è la strada giusta, anzi può diventare un tornare indietro per voler risolvere. Facciamo un giro, Sante Bernardo. Allora, il mercato e poi cosa arriva? Dal punto di vista caratteriale si integra, c'è un lavoro di 4 mesi prima, cioè, il mercato di dicembre è difficile, non è facile. Ma anche come ha fatto il mercato finora il Chions, esce uno, entra un altro, esce uno, entra un altro. Allora, no? Le parole del mister secondo me sono perfette, però per creare questa cosa che lui dice, questa anima, questa determinazione, ci vuole del tempo e se ci sono giocatori che entrano e escono non è una cosa facile. Come vedete la situazione del Chions? Vado dagli ospiti e poi torno agli opinionisti. Ma io ho visto il Chios col Mestre e ti dico, secondo me avevamo fatto un amichevole all'inizio anno, ho visto una squadra anche ben costruita, stavano facendo anche dei risultati insomma importanti e dopo ultimamente hanno un po' mosso delle pedine di mercato, ma questo non voglio entrare su scelte societarie, però secondo me avevano trovato... Sì, però tu lo dici, fa capire questo movimento di mercato del Chios, che cosa ti dice? Ti dice che vogliono provare a sistemare delle cose. Però secondo me un po' di quadra l'avevano anche trovata all'inizio, avevano fatto un filotto di risultati insomma anche importanti. Sì, è stato un momento. Anche il ritorno di Valenta non ha inciso, eh? E per ora no. Però sai cosa? Si chiama mercato di riparazione, no? Quindi tu certo. speri di inserire magari 2 pezzi che anche per mentalità o magari trovi la punta che ti aiuta, che fa qualche gol e... Io Bolga non l'avrei mai lasciato uscire dopo, insomma, cose... Diciamo che Valenta-Bolgan poteva essere una soluzione ottimale, il fatto dell'arrivo di Valenta, ma l'uscita di Bolgan secondo me ha ricreato di nuovo. Poi questo mercato di riparazione ha portato Dianti e vediamo... Danti, no? Danti, Sì. Vediamo se... Mi manca Barlocco, mentre possiamo vedere anche insomma, le immagini che fanno riferimento anche alla sconfitta. Brian Legnano-Chions è stata una partita, forse Barlocco, che ha dato un segnale, no? Certo. Domenica. Sì, a mio parere il problema che ha il Chions è di qualità. Nel senso che secondo me è una squadra che ha una grandissima caratteristica fisica, ma a livello tecnico secondo me è una squadra che non è adeguata. Non è adeguata e questo lo dimostrano non solo i risultati, è il fatto stesso che l'allenatore dica, è vero, dopo una partita giocata male e dove tutto l'ambiente è risentito di questa cosa, perché perdere un derby giocandolo così ha dato parecchio fastidio a tutti in società. Detto questo, il mercato di riparazione sarebbe importante e il fatto che uno entri e uno esca con questa facilità ti fa capire anche che può essere un'annata veramente difficile. Comunque, secondo me, il Chions ha bisogno di qualità. Ha bisogno di qualità. Però sto Dante ha un buon curriculum, sì. Adesso non so quanto potrà incidere. Ma io sentivo anche di Moreo davanti, che era in possibile. Ma te convince come si sta muovendo? Non ti dà l'idea di essere un po', di aver capito, ho sbagliato, adesso devo correre tanto ai ripari, tant'è che dice
l'Enisa, la società sta facendo, ma dobbiamo trovare un'altra motivazione che non è il mercato. A me sembra proprio che la ricerca dell'identità, salvezza che non sta arrivando, questo mercato quasi compulsivo, tra virgolette, passatemi il termine, mi dà questa sensazione qua a me che qualcosa devi fare. È un post partita dopo una partita dove la sua squadra gioca male e sono quasi frasi dovute, bisogna leggere un attimo in quello che stava dicendo, perché hanno sbagliato proprio l'approccio in questo caso, è stata una partita sbagliata a livello di approccio. Perché dopo il punto è il mercato che fai per il secondo anno di Serie D. Io oggi metto in discussione che squadra ha costruito il Chions. Sì, ma non la metti in discussione adesso, lo metti in discussione a luglio, a giugno, quando hanno fatto. Ho capito. Perché serviva a cambiare tanto, no? Ok, Valenta era un pezzo pregiato, potevi pensare di perderlo, no? È andato a Campodargo, però poi è voluto anche tornare, quindi... Però il resto perché hai smantellato tanto? Deanna, Papa... Deanna, Papa, Zgrablic... ma non solo. Tosoni non era un buon portiere. Ma se vogliono anche andare, qualcuno ha voluto andare via. Sì, è vero. Però poi non sono riusciti a trovare il concetto di ma non è facile la categoria. A un certo momento avevano trovato un po' di quadro. Scusa? Mandarlo a Monfalcone. Dimmi? Avevi un giocatore come Moratti 2004 fuori quota, è andato a Monfalcone. Infatti adesso vi pongo un altro tema che è il mercato. Sentite cosa, ieri ho fatto appunto anche col Portogruaro, la nostra vicina di casa. Sentite cosa ci ha detto il direttore sportivo Nonis. Sentiamo. Noi facciamo molta attenzione al vicino Friuli perché comunque siamo società limitrofa e non è solo, vorrei sottolineare, non il solo Chicaro, ma sta facendo molto bene Alessandro Della Rossa che arriva dal Martignacco che era in promozione. È un giocatore che ci ho creduto fortemente, l'abbiamo seguito l'anno scorso, ma non nascondo che stiamo seguendo attualmente dei fuori quota molto bravi che stanno giocando in Friuli. Perché comunque sia è un bacino d'utenza che per noi è importante perché essendo, come ripeto, zona limitrofe forse è meglio pescare in Friuli che pescare nell'Alto Veneto, Verona, Padova, Vicenza, ma soprattutto anche per una questione di territorialità e sostenibilità economica e di budget, penso che sia la strada giusta, insomma. Abbiamo preso Cannacu l'altro giorno che è un altro giocatore friulano, diciamo che viene dal Pordenone, comunque era al Brian ed è anche quello un ragazzo della zona. Come ti ho detto prima, potrebbe esserci che ci siano qualche arrivo ancora di friulani doc. Allora, io adesso voglio sentire qua, posso avere dei pareri belli interessanti, no? Noi in Friuli Venezia Giulia siamo così attenti al prodotto che può arrivare dal fuori quota tuo in eccellenza o in promozione, Della Rossa, del Martignacco va a Portogruaro, parlavamo prima del Chions, non è andato a Chions. Ditemi voi cosa pensate. Bruno. Ma io penso che ci siano dei ragazzi molto interessanti e delle società che lavorano molto bene. È chiaro che poi in Friuli gira molto meno in termini economici e quindi si fanno dei buoni affari, insomma. Dei ragazzi molto interessanti a prezzi interessanti potrebbe essere una... Quella è la lettura secondo te? E quindi, però non potrebbe essere che lo posso fare io internamente? Cioè io, Chions, Brian Legnano, Cernis Muzzane, al di là di che politiche ognuno ha e che situazioni ha, però c'è un'attenzione a quel prodotto che abbiamo in casa totale o si potrebbe stare più attenti? Non so, chiedo, È un tema o no? Oh Madonna che è un tema. Sì, secondo me il Carlino sta cambiando adesso. Adesso Cernis li sta costruendo, esatto, no? sta ricostruendo, sta dando lustro anche al settore giovanile, quindi il lavoro di Dennis Fiorin secondo me piano piano verrà a galla e quindi porterà qualcosa anche in prima squadra, però togliamo, cosa che negli altri anni... Togliamo chi arriva dal tuo settore giovanile, pensiamo, adesso torneremo a parlare anche di Brian Legnano, ad esempio Brian Legnano ha provato a fare le scommesse di eccellenza, non gli sono riuscite, il Chions abbiamo detto ha fatto del mercato andando a cercare delle situazioni e per il momento non c'è riuscito, magari 2 o 3 elementi puoi trovarli funzionali qua in casa. Scusate, mi sono di nuovo introdotto, ma adesso chiudo il giro. Turco. Diciamo che secondo me ci hanno anche provato l'anno prima con Filippo Pinton, che purtroppo si è fatto male. Quest'anno con Edoardo Bortolussi, che secondo me quando l'ho visto io ha fatto delle buone prestazioni per essere un 2006 novello,
senza dimenticare Tosoni, comunque un occhio di riguardo il Chios l'ha avuto. L'ha avuto. Dopo però non nella fase sempre di ci ogni anno, riesci. non sempre ci riesci. Barlocco, questo a me viene tema. in testa Solari, Brian Lignano, è l'esempio più classico di questo, un giocatore d'eccellenza dove ha fatto un ottimo campionato, gli hanno dato l'opportunità, in realtà non tanta opportunità, di confrontarsi in Serie D, e adesso è un cavallo di rientro a Tolmezzo, ma se non altro dobbiamo dire che il direttore sportivo del Brian Lignano ha avuto l'accortezza di studiarsi che era un giocatore che poteva risultare comodo in una società di Serie D. Infatti, perché a me quello che ha detto Norris mi fa specie, perché secondo me adesso ancora lo fa. L'ho detto, certo. stiamo vedendo, ce ne sono, ci dice. Ce ne sono, ma ce ne possono essere anche per le tue poche regionali che siamo rimasti ormai. Simone Fornasiere, l'altro caso è Chicaro, giocatore così interessante, è un peccato che sia, o meglio, ben per lui, per il Portogruaro, ma Cernei Smuzzane magari doveva riuscire a tenerselo in qualche modo. Sì, ma purtroppo Chicaro era svincolato, quindi se il ragazzo decide che la società da dove... forza è riuscire a tenere, cioè... no, ma se uno il bravo caso Chicaro non lo conosco abbastanza bene. Chicaro retrocedono il 29 maggio a Breno e non aspetta di capire se il Ciarlin si viene ripescato o cosa, e il 1° giugno si fa giustamente lusingare dal Portogruaro, è svincolato e va a Portogruaro. Non è tutto sto grande colpo di mercato Chicaro, passami il termine, non per il valore del ragazzo, ma perché hanno preso uno svincolato da una squadra retrocessa. Ho capito che discorso è. Io posso essere comunque l'uomo societario Cernei Smuzzane che riesce a trattenerlo anche se sono svincolato. Hai dei meriti anche a fare queste operazioni qua. Ha fatto tutto in una velocità assurda Chicaro, te lo posso garantire. Vabbè. Ed è andato là, giustamente era svincolato e ha deciso io vado a Portogruaro. È questione di politiche, secondo me. Il Cernei Smuzzane, l'abbiamo capito, non fa la politica di pescare giovani che non siano da un anno a sta parte del suo storia giovanile, quindi non pescherà mai. Il Brian ha provato a farlo, perché Solari ha provato Degano, che adesso è tornato a Rive Flaibano, che per me è stato il miglior giovane dell'eccellenza l'anno scorso, ha provato con Ruffo. Perché non ti riesce uno allora? E quando ne riescono 2, lì non ti riesce uno? Ma... no, non so, chiedo. Nel caso di Solari non gli hanno dato neanche l'opportunità in questo caso, non so. Poi magari non è funzionato. Chi è riuscito? Chicaro? Della Rossa non mi pare stia giocando, che lo nomina. Sì, sta giocando. Domenica non ha giocato. Non ha giocato perché ha un problema fisico. Ok, bravi, che l'hanno pescato, era un progetto interessante, ma secondo me... Vabbè, non è un tema. No, è un tema, ma passami il termine senza offese, Nonis la fa più grande di quella che è tutta sta campagna acquisti in Friuli Venezia Giulia. Va bene. È la mia idea. Sante, che hai ascoltato in silenzio. Allora, intanto i giovani bisogna conoscerli e bisogna andare a vederli, investire del tempo, e magari vedo qualche partita in meno mia, vado a vedere sti ragazzi. E per farli crescere bisogna inserirli in un contesto di gioco importante. Perché sennò i ragazzi, soprattutto le nuove generazioni, si bruciano velocemente. Quindi è un tema un po' più complesso, però il primo tema è devo conoscerli e andare a vederli con interesse. Certo. A me viene in mente, io sono stato a vedere Tolmezzo Codroipo, a 10 minuti dalla fine è entrato Mustafi, giocatore che io l'anno scorso avevo perso, dopo ne parlavo proprio con Sante, che lui... Era in Puglia. Difatti, Puglia vinta. Questo qui è un giocatore che non c'entra niente con l'eccellenza, Sì, è un giocatore assolutamente di categorie superiori. Sì, sta giocando pochino che però in eccellenza. Che anche lì non me lo spiego. Il Brian Lignano, ne ho parlato proprio con Paolucci domenica, gli ho chiesto, ma appunto tutti queste scommesse, questi tentativi che non sono riusciti a funzionare, mi ha risposto così. Sentiamo Paolucci. Intervista. Siamo fermi. Ultimamente nelle mie trasmissioni vi metto troppa roba. Poi scusa Massimo, se intanto che aspettiamo. Sì. E dopo deve uscire anche il carattere di questi ragazzi che magari all'andata non giocano, non devono mollare e voler tornare indietro. È un po' il caso di Solari, secondo me. Quindi sì. Solari, però, Sante, se non gioco, quanto aspetto? Cioè oppure devi decidere, aspetto un anno intero in categoria, puoi anche farlo. La tua voglia di arrivare a un obiettivo.
Cioè, parlavamo di Maracchi non è nato fenomeno, però è diventato. Quindi dipende dagli obiettivi. Uno che non ha mai fatto la categoria, quanto deve aspettare? Quanto minutaggio pensate che possa attendere un giocatore? Sicuramente Solari, secondo me, doveva essere caparbio, rimanere lì tutto l'anno. Anche se giochi gli ultimi 5 minuti. E mettere in difficoltà Moras Sì. E mettere nelle condizioni Moras di dire non posso lasciarlo fuori. Dopo, anche perché cresci allenandoti con un gruppo. Dopo l'allenatore, se ti sega appunto, ma io devo far tutto, non bastano 3 mesi a volte. Simone? Sì, penso che ci siano troppe variabili per all'interno di una squadra, se si è creato un equilibrio, se c'è un'idea di gioco, se le situazioni lo permettono, se è una squadra tranquilla, allora diventa tutto più facile inserire un ragazzo, non posso scaricare tutta la responsabilità a un ragazzo appena arrivato, magari quindi aspetto il momento un po' più morbido o una situazione di classifica tranquilla. Le nostre regionali purtroppo non sono tranquillissime ancora e quindi lo spazio si riduce, no? Poi è chiaro, se il ragazzo ha dimostrato un carattere importante, una determinazione di voler arrivare, questo sta a lui dimostrarlo durante la settimana. Ha centrato un altro tema importantissimo che è il contesto dove ti ritrovi, no? Perché se il contesto è di una squadra che ha sempre l'acqua alla gola o deve lottare per non retrocedere, questo comporta che il tuo percorso di inserimento in una categoria superiore che non conosci diventa più complesso. Secondo me è venuto a mancare anche poi anche un po' il Pordenone calcio, no? Col settore giovanile, perché insomma, lavoravano bene, quindi qualcosa. Filippo Pinton viene dal Pordenone calcio alla fine. Poi sai, sono casi diversi, Solari e Chicaro. Chicaro ha già fatto un anno, comunque entrando, giocando. Solari è un ragazzo che ha provato per la prima volta l'esperienza, non ha registrato adesso sì, ma aspetta, nominiamo solo lui, ma Ruffo se n'è andato prima ancora. Degano prima ancora, cioè nel senso, quindi deduco, guardando questo dato che non basta per farne una teoria, deduco che i tuoi prodotti che escono da questa benedetta eccellenza che stiamo discutendo, che fare la D è un salto enorme, alla fine la dimostrazione è vero, perché se tutti quelli che provo non ci stanno. Alessio però la sta provando, è vero che non è un junior, però anche lui ha fatto un periodo a Carlino, ma credo non abbia mai giocato, però lui invece sta dimostrando. Io avevo qualche dubbio su Alessio, lo dico perché per fisicità roba invece mi sembra che sta crescendo, che si è adattato alla categoria. Va bene, sentiamo Paolucci che dovremmo averlo recuperato. Vai. Il Branignano secondo me ha fatto ordine in quella che secondo me è la rosa che deve provare a competere per una Serie D. Inizialmente secondo me c'è stato un errore mio, ho voluto mantenere tanti vecchi pensando che potessero dare una mano, invece i vecchi, tra virgolette, che stanno fuori per 1, 2, 3 partite potrebbero diventare un problema a livello di organico e un problema a livello di spogliatoio. Okay. Chi si è rinforzato di più secondo te di quelli usciti da voi? Codroipo con Ruffo, Juventina con Bonilla, Tolmezzo con Solari, UFM con Bertone. Dai, dimmi la verità. Per quel ragazzo lì che c'è nell'immagine c'è un debole, è come Bonilla? se fosse un mio fratello, e Bonilla è un giocatore, secondo me, per l'eccellenza clamoroso. Il Bren Lignano ha fatto ordine e appunto ha aperto questo mercato sotto in eccellenza e Paolucci insomma dà questa sentenza e Boniglia il colpo di mercato. Ma di colpo di mercato ne parlo con voi, facciamo un piccolo riassunto, alcuni di quelli che sono stati i colpi di questa finestra. Servizio. I primi effetti del mercato. Ne sa qualcosa il Tamai, che vede i russi arrivare con il piglio giusto. Che impatto dell'ex Chions a Muggia, un assist e più di qualche scorribanda per una vittoria delle Furie Rosse per 5-2, che dice quanto la squadra di De Agostini, se in giornata, possa essere davvero imprendibile. Per un Lirussi che arriva un Carniello che, come sapevamo, parte e approda al Pordenone. L'esordio per lui sarà
con il 13° al Bottecchia, sfida di cartello. È un onore avere l'opportunità di indossare una maglia di una società blasonata e importante come Pordenone. Diciamo che le ambizioni e gli obiettivi della società mi pare siano chiari, quindi quando ci sono obiettivi così grandi tutte le partite sono importanti. E se immaginavo la settimana migliore per iniziare, diciamo che ho fatto centro. Aspettando di rivedere in campo Carniello, ci sono altri giocatori invece che hanno già assaggiato il terreno di gioco con le nuove maglie. Bertoni indossa il 10 con l'UFM, ma si ferma a qualche bella conclusione dalla distanza. Boniglia entra in campo nel derby Juventina Pro Gorizia e con i suoi dribbling diventa subito pericoloso. Una punizione dal limite che fa urlare al rigore lo vede già protagonista. È stato bello entrare subito, esordire subito con una partita importante nella Pro Gorizia, quindi diciamo che è stata una bella partita, mi sono fatto trovare pronto. Ma sono diverse le squadre che hanno provato a rinforzarsi col mercato. Il Tolmezzo ha ritrovato Solari, l'Azzurra piazza il colpo Pagliaro in arrivo da Monfalcone. Nelle altre categorie la squadra più attiva il Sant'Andrea. Il nuovo direttore sportivo Marconi infatti ha già piazzato 3 colpi dall'Eccellenza, German dal San Luigi, Costa Chiarbora Ponziana e Pippa del Muggia. Eh sì, in prima categoria questo Sant'Andrea vuole spingere, insomma, quando prendi Marconi quella è la strada, no? Sì, Marconi è un dirigente ormai, insomma, sì, collaudato, uno esperto. Se posso speriamo non sia la parabola Primorie però, Cioè, è vero che lui era, sì. Spingere per poi consolidarsi. Per lui se poi li porta, poi restano, se no sono un po' meteore, no? E poi il Sant'Andrea cambia un po' modus operandi, no? Sì, Perché infatti, loro avevano sempre fatto del loro settore giovanile il vanto, erano arrivati in promozione con Michelutti. Cioè ci sta che mi cambi la prospettiva, cambi politica, però no, 1 o 2 anni, insomma, deve essere una cosa un po' più duratura. Sei d'accordo, no? Sì, assolutamente. Lo disse Caio Schiavo quella sera, ti ricordi? Disse il difficile non è arrivare, entrare e prendere in mano una società, è durare poi nel tempo. Io, se posso permettermi, Massimo, concordo con tutti i tuoi nomi, ma attenzione anche al Crass. Ha preso quel Lukanovic che domenica ho visto che è entrato a partita in corso. Non lo conosco, almeno io, non so se qualcuno lo conosce, ma è un po' difficile, no? Perché loro pescano abbastanza nel loro territorio vicinorio. Infatti lo tengo lì, come dire, andiamo a vederlo. Come punto di domanda, però, perché davvero non lo conosco nemmeno io, l'avevamo detto qua, no, Sante? Forte? Forte. L'avevamo detto che occhio al Crass, che se c'è da fare mercato lo farà. Un giocatore forte. Quindi è un colpo di mercato. Lo metteresti? È un colpo importante. Sì. E deve entrare nei top 5 dei colpi di mercato? Sì, anche se sicuramente Bonilla penso che sposterà degli equilibri. Penso anche ai russi. Anche secondo me. Davide Berlocco. Anche io sono convinto. Io aspetto proprio i russi perché secondo me è un giocatore che ha delle qualità notevoli, mentre per la cronaca Solari che entra al 30°, al 40° si stira, quindi non l'ho messo tra i top 5 purtroppo speriamo recuperi, dai, per il 2025 sarà pronto, ma anche Carniello a Pordenone, contento Bruno. Tu che hai preso per domenica? Noi un Carniello ce l'abbiamo già e quindi era un doppione. No, scherzo. Abbiamo portato vicino Alfa Diallo, che era un ragazzo che io ho avuto alla Forum, per la breve parentesi. Passato da Cossignacco. Esatto, Manzanese. Era già al 13° l'altro anno lui, Era già al 13°, quest'anno non aveva iniziato la stagione, quindi lo dobbiamo rimettere un po' in condizione. 2004, esterno alto, ha un buon passo, no? È un ragazzo che piace, è un ragazzo che ci potrà dare una mano, anche perché ci ha lasciato Jack Lasorte che ha portato all'oltre, che domenica ha già esordito, è un ragazzo che giustamente meritava un po' di spazio, solo che davanti adesso ultimamente avevo della gente che stava facendo bene, quindi ero riuscito a dargli poco spazio, quindi il ragazzo ha deciso di andare all'oltre e ci sta, insomma. Parliamo fra poco del 13°, restano in colpo di mercato lì russi. Che impatto col Tamai? Forse a questo punto noi abbiamo
discusso tanto del fatto che Carniello è uscito, però Carniello forse effettivamente non aveva più nulla da dare a questo Tamai, guarda come è arrivato lì Russi. Beh, hanno preso uno che nei dilettanti non c'è mai stato, quindi sì, abbiamo parlato prima di Maracchi e Godeas, è vero, Lirussi una carriera un po' meno forse blasonata di Maracchi e di Godeas, ma è comunque uno che io l'ho visto anche col Chions quest'anno 2 volte, insomma era uno che a passo, tutto se si cala nella categoria, perché credo che il difficile tante volte quando scendi dalla D, quando scendi di categoria qualunque essa sia proprio... Si è calato. Ha voluto proprio lui andare a Tamai, mi dicono, che lui voleva andare a Tamai. Quindi, insomma. E quindi questo Tamai turco può tornare a prendersi in mano questo campionato? Sicuramente il Tamai si farà sotto, insomma, al girone di ritorno, dopo sappiamo che è sempre diverso, Tamai verrà fuori. Senti, ma allora, direttore sportivo, questo mercato secondo te può esserci un colpo che cambia gli equilibri? Il Tamai avrà pensato anche a quello, no? Perché non credo che al di là di cosa si sta qua a giudicare, non si è dato per vinto il Tamai di certo. No, avevano anche la rosa un po' corta, quindi uscendo anche Carnello dovevano comunque rimpolpare la rosa. Comunque la fai sempre, cerchi di farla con innesti di qualità, non è che... Ma c'è un colpo che può spezzare l'equilibrio di questa eccellenza? Boniglia, la Juventina, insomma. È lui il colpo? Un colpo importante, secondo me. Perché tutti mi dite Bonilla? No, io non ti dico Bonilla. Io ti dico Lukanovic, perché per me la differenza per spezzare la fanno gli attaccanti. Bonilla è un giocatore fuori categoria in eccellenza, ma è un difensore esterno, insomma, poi che si giochi a 3, a 5, però è un difensore, cioè secondo me il vero colpo è quando tu metti dentro un attaccante, mi fido di Sante e dice che è forte, se tu metti dentro uno che hai la bravura, fortuna che il girone di ritorno fa 11 gol, quella è la differenza del colpo di mercato per me. Però mi fido di Sante, ma aspetto di vederlo anch'io. E perché, vabbè, ho messo Carniello perché il nome, poi fra poco parliamo del mercato del Pordenone. Anche Pagliaro può essere un nome interessante in un reparto, quello dell'azzurro offensivo che un po' ha latitato, anche perché sono usciti i 2 Puddu, sicuro, no? Sicuro Emanuele è andato a Cusignacco, Lorenzo sentivo dire forse Juventina anche lui. Io ho sentito Rive Flaibano. Rive Flaibano, sì, quelle sono le squadre, quindi anche lì Pagliaro... Quindi insomma, il colpo di mercato è extra grafica Lukanovic per te. Per me. Io dico Lirussi, anche se a me piace anche Bertoni, perché Bertoni, ragazzi, è giocatore, dove è andato ha fatto bene, va a Monfalcone e secondo me può dare un bel valore aggiunto. Per Sante Bernardo qual è il colpo di mercato che potrebbe spostare gli equilibri? Ma allora, sicuramente Bertoni è un giocatore, però mi sembra che abbia dei problemi di lavoro e quindi bisogna capire se alla lunga... Io penso Lukanovic. Ok, Barlocco? Io ti direi Lirussi, Lukanovic, aspettiamo di vedere. Aspettiamo. Sul colpo del Pordenone di Carniello cosa pensate? Che non gli serviva, ma però penso che sia un colpo in prospettiva perché sanno che il prossimo anno faranno l'eccellenza, no? Sì, è un colpo che è un di più in una corazzata che Simone Bruno adesso mi maledirà, ma se lui va a vincere a Pordenone domenica magari rimette in gioco, ma credo di essere abbastanza d'accordo con quanto disse Caio Schiavo qua, che nei 2 gironi di promozione si gioca per il secondo posto. Poi auguro a Simone Bruno quindi è un colpo in prospettiva per già gettare le basi per il prossimo campionato di eccellenza. È così? Non serviva già quest'anno? Ha declinato il mio invito a cena, quindi Davide Carniello. Ah sì? Insomma, la cena bisogna sempre accettare, pagavi tu, no? Certo. Ed eravamo tutti più contenti. Esatto. Però io ho detto domenica, no? Anche per me in prospettiva, però in questa promozione dove arrivi giustamente in sovrannumero, mi fai anche questi acquisti, un po' antipatico mi stai. Capitemi Pordenone, nel senso buono, no? Cioè, mi seguite? Sì, certo, ma secondo me hanno un appeal diverso. È l'egoismo e il cannibalismo di chi vuole vincere, di chi vuole fare le cose bene. Sei già così tanto forte in questa categoria che è molto complicata, ancora mercato, ancora nomi, però è vero, tu
te ne freghi di questa lettura, guardi al tuo percorso che il prossimo anno chiama l'eccellenza. Ma carpe diem, cogli l'attimo, no? Perché lasciarlo ad altri? È altri? uscito da lì e io dico, ma perché lo devo lasciare magari al Fiume Bannia che il prossimo anno ce l'ho contro in eccellenza? Perché il prossimo anno non riesci a riprendertelo? Tu, Pordenone. Ma non è che hai la subito. Del domani non vi è certezza, chi vuole essere lieto sia, quindi io tanto lo prendo oggi e poi domani vedremo, magari me lo porta via il Fiume Veneto. Sempre Viola Valentino. Comunque sì, sono d'accordo con Viola dei Simone Medici. Sono d'accordo con Simone, gettano le basi per il prossimo anno. E tu che sei lì, cosa dici? Insomma, tu che te lo dovrai trovare contro, cosa hai pensato? Niente, insomma, Pordenone ha sicuramente un appeal diverso, quindi quando va a trattare con un giocatore, diciamo che la probabilità di portare a casa un acquisto del genere è più alta rispetto alle altre società. E stanno facendo un campionato oltre le righe, quindi complimenti a loro. Allora, tu sai che il 13° ha vinto una partita importantissima al Bottecchia? E lo so benissimo perché ho Remo De Agostini che... Sai che anno era, per caso? Oh, questo non lo so. 2005. 2005 era il 13° di mister Peressotti, lo abbiamo sentito. Grandi bei ricordi, indimenticabili. Pordenone 13°. Ti ricordi cosa avevi fatto al Bottecchia? Ma è impossibile non ricordarsi. Avevamo vinto 2-1, sì, pieno di gente, una partita bella, e venire fuori vittoriosi da lì contro una squadra organizzata come era quella del Pordenone, in un nostro 13° dove non si aspettava mai nessuno tutto questo, è stato veramente qualcosa di favoloso. Che Pordenone era? E c'era Giulio Franco Martin, che era una bestia davanti, che era l'emblema di quella volta delle punte. Era un Pordenone fatto per vincere il campionato e sicuramente è arrivato secondo, ha vinto la Coppa Italia, mi sembra che era ancora in promozione con tutte le squadre di eccellenza. Perciò ti dico, noi abbiamo fatto un qualcosa che raramente può succedere ed è successo. Voi chiudete quell'anno lì primo in classifica, che 13° era? Era un 13° nato da amici, oltre al fattore tecnico c'era un grande valore umano, tipo Carletto del Fabbro, Pivetta, Tedesco, gran giocatore. E avevamo tirato vicino poi Lanzilli che era Lumignaco che non stava giocando, che era fuori rosa. E abbiamo provato a fare un campionato, abbiamo cominciato a vincere le prime partite, a giocare, a divertirci e da lì poi sembrava una cosa assurda che andavamo via come a memoria, sì, era una cosa incredibile vederli giocare. Il divertimento è stato il segreto, no? E il segreto poi, sai, avevamo la fortuna di avere Gigi che negli allenamenti era l'esempio per tutti, per suo figlio, per i nipoti, per gli amici dei nipoti e per tutto. Poi avevamo l'innesto di qualche ragazzo che voglio menzionare come Barbera, che aveva una mentalità incredibile, e tutto nell'insieme, ma sono quelle cose che magari non sai, però sono capitate. E perciò grazie di aver avuto questi ragazzi. Ancora oggi, insomma, per te resta forse l'esperienza più bella del tuo percorso dilettantistico? Ma a livello da allenatore sicuramente sì, però ti dico che io mi diverto e questo rapporto con i giocatori ce li ho quasi sempre. Però ti dico che tuttora quando ci si incontra per strada con questi ragazzi qua, anche il semplice saluto non è un semplice saluto, ti viene già un po' la pelle d'oca. Cosa vuoi dire a mister Simone Bruno? Può farcela anche il suo 13° con questo Pordenone o un po' più difficile? Beh, sicuramente gli faccio i complimenti perché poi ci siamo conosciuti meglio l'anno scorso e quando Remo mi ha detto che voleva portare al 13° Simone, gli ho fatto i complimenti perché gli ho detto sicuramente hai trovato l'allenatore giusto. Sì, ma io penso che non ha niente da perdere il 13°, perciò sicuramente sarà una bella partita. Ecco, sentire un allenatore che a distanza di anni parla ancora così della sua squadra, che effetto fa? Fa un effetto bellissimo e io l'anno scorso che ero fermo seguivo parecchie partite, mi avete visto in giro per tutti i campi, sono appassionato e mi piace. E ho sempre detto questa cosa qua, che andando a vedere le stizze di Peressotti
e mi sono divertito e imparato molto di più che in tanti altri campi di promozione e eccellenza. Quindi il PT rimane un riferimento, punta tantissimo su questo rapporto empatico con i ragazzi e molto spesso viene ripagato. E non è un caso che quel suo 13° magari riuscì appunto a superare quella che era una corazzata e che sia rimasto, perché noi che raccontiamo dilettanti, del 13° di Peressotti ne hai sentito parlare anche adesso, lascia stare la Marcor, ma anche negli anni, è sempre una squadra che era rimasta. Beh sì, fece un'impresa importante quell'anno, dai, chiudere in battuto col Pordenone che era ripartito, vincere 2 volte, 2 scontri diretti, insomma, diciamo che insomma, è stata una delle più belle cavalcate che il calcio dilettantitistico ricordi no? o abbia segnato, insomma, ecco. Però adesso non è così, cioè il gap è totalmente più alto rispetto ad allora. Sì, decisamente più alto, il 13° sta vivendo un cambiamento, no? Cioè, è una storia completamente diversa. Totalmente diversa, insomma, da una retrocessione dello scorso anno, la squadra è stata un po' smembrata perché tanti ragazzi hanno voluto rimanere in eccellenza, quindi siamo ripartiti un passettino alla volta con Remo, Checo e il presidente Sorrentino e piano piano stiamo mettendo vicino i pezzi, usando tanti ragazzi che hanno voluto venire al 13° per rifarsi di annate sfortunate e quindi... Ma andando verso una partita così, in questa settimana si parla anche di quelle storie del passato o no? Ripeto, sì, Remo non ha mancato una giornata per ribadircelo in spogliatoio. Ci pensa lui, non glielo dici tu ai ragazzi. Sicuramente, Remo è un po' l'anima dei 13° e quindi... Ci sta. Senti, ho visto una grande esultanza con la Gemonese, forse siete consci che state facendo qualcosa di più di quello che pensavate? Sì, sicuramente, io perlomeno sì, ripeto, cioè, a fine febbraio c'erano 4 giocatori, quindi grosso merito va dato a Remo, Checo e al presidente, va bene, però anche questi ragazzi sono stati bravissimi e secondo me stiamo facendo un campionato oltre le nostre aspettative, e siamo molto giovani, però i ragazzi sono sempre presenti, sono volenterosi, io sono molto contento e soddisfatto. Insomma. È una delle squadre che sta... Rivelazione, io il 13° lo conosco proprio perché sono amico intimo di Remo. Era una squadra che era in grossa difficoltà e secondo me il mister è riuscito a creare la giusta alchimia, calcolando che il campionato di promozione quest'anno è veramente complicatissimo. Veramente complicato perché con così tante retrocessioni era un campionato che dovevi partire subito forte, loro sono riusciti a inanellare i risultati, probabilmente sono anche in euforia e ti dico che non è una partita scontata, non lo può dire il mister, ma io mi sento di dire che non è una partita scontata. Beh, però il mister si sottovaluta perché tanti giocatori li ha portati anche lui provenienti dalle sue zone, penso a Pascolo, no? Tanti giocatori, Costantini stesso che domenica ha segnato, quindi il merito è anche di lui, chiaramente di chi l'ha scelto, ma non perché qui, ma sta facendo anche lui un ottimo lavoro. Ci fermiamo un attimo, poi ripartiamo da Simone Bruno, dobbiamo parlare di Fiume Veneto Bannia, il non va, le nomination, il secondo tempo, il terzo tempo, quindi restate con noi, fra poco. Eccoci qua, secondo tempo di terzo tempo, adesso andiamo a concludere i temi principali di approfondimento, stiamo guardando anche il prossimo turno e cominciamo anche con le nomination del fine settimana, no? Con i temi dell'ultimo weekend, solo per questa settimana in onda di mercoledì rispetto al nostro appuntamento del martedì. Vedete anche il numero in sovraimpressione, scriveteci qualche messaggio se avete qualche curiosità da segnalarci, li leggeremo alla fine, anzi uno glielo leggo fra pochissimo a Simone Bruno perché è arrivato all'inizio trasmissione. 2 cose pensando a Pordenone 13°, stasera abbiamo mostrato, siamo tornati con Peressotti e quel 13° che funzionava alla grande e allora
Quell'esultanza finale, Sante, che hai visto tu, cosa hai voluto sottolineare? Che dal mio punto di vista, insomma, ormai qualche panchina l'ho fatta, prima della tecnica, della tattica c'è l'anima, quindi l'attaccamento a quello che si sta facendo, l'entusiasmo l'uno per l'altro. Io non è che gliela voglio guffare, però la partita parte 0-0, 11 contro 11 e dipende, no? Però dal mio punto di vista tanti si riempiono la bocca con sta tecnica, sta tattica, sta gioca a 3, a 4, a 5. Ti piace vedere? Questa è la cosa che ti porta più punti. Più di un'analisi tattica. E questa esultanza, mi dici tu quello che stavi dicendo prima? Niente, abbiamo capito che era una partita difficilissima, i ragazzi hanno dato tutto e quindi, come vedete, la soddisfazione poi diventa doppia, tripla. È vero, quello che dice Sante, onestamente prima di tutto abbiamo cercato di portare vicino dei ragazzi affidabili che sapessero fare il gruppo e poi abbiamo puntato veramente a creare un gruppo che è ancora in divenire ovviamente, però insomma qualche piccolo risultato è dovuto a questo. Ecco. E quindi quell'immagine si lega a quello che raccontavamo del tredicesimo del passato? Sicuramente è un insegnamento che ha lasciato Peressotti a Tricesimo, perché De Agostini lo sta portando avanti e questo è una cosa molto importante. Insomma. Due cose, la promozione di un bivio domenica? No, non penso. Perché nessuno ha la forza di provare a dire do fastidio fino a quel livello al Pordenone, è impossibile. È difficile. Possibile non è nulla, ma è difficile. Voi non ci vedete un 5 punti bivio. Adesso, no Simo, mi 5 pare. punti. 5 devi vincere per andare a 2. Però può essere ad un bivio, nel senso che il Pordenone lo ipoteca domenica. Sì, ma se perdono loro c'è comunque il Corva che può provare. Corva ha preso 3 gol a Marano. Si daranno il cambio secondo me un po' dietro Buiese, loro, Corva a inseguire, ma credo che difficilmente sfuga al primo posto. Poi l'altra cosa è, serviva anche a te però questa partenza, Simone, nel senso che come tutti gli allenatori che partono ci sono anche le partenze difficili, no? Sicuramente partire bene aiuta, no? Quindi io poi ho una mia idea di gioco, ho bisogno del mio tempo, voglio lavorare tanto con i ragazzi, i ragazzi sono dimostrati disponibili a lavorare e fortunatamente i risultati sono arrivati subito e questo ti aiuta a lavorare meglio, è indiscutibile. Insomma. Ma e la Gemonese? La Gemonese è esattamente il contrario, nel senso che voleva partire bene, non so per quale motivo non l'ha fatto e quindi poi ti ritrovi... Sorprende, no? Mi sorprende parecchio perché è una squadra attrezzatissima, secondo me era una tra le candidate a inizio stagione a lottare per il vertice, i nomi insomma dicono questo, perché Sokanovic, Ursella, Zivek... Abbiamo parlato di colpi di mercato stasera, io pensavo che Sokanovic fosse il colpo di mercato della promozione, invece... Mi hanno detto che la Gemonese ha preso un 2006 Patat che non è male, no? Ho visto anche convocato nell'Under 19 dalla Tarcentina 2006, mi parlano bene di sto ragazzo. Domenica ha giocato, ha fatto molto bene, ma anche i vari Gregorutti e Giuliani hanno fatto un'ottima partita, mi hanno impressionato insomma. Allora, Pordenone tredicesimo è la sfida sicuramente interessante del fine settimana. Curiosità, in terza categoria c'è anche il nuovo Pordenone che andrà a giocare il derby col Villanova. A proposito di Villanova, terza categoria, la scorsa settimana tra le nomination vi volevo proporre questo gol di Lorenzon, ma allora, visto che stasera parliamo di questo, vi anticipo questo gol che non è entrato in nomination e poi vi mostro la nomination di stasera, ma per dire, guardate che bei gol arrivano dalla terza categoria, no? Questo è il nuovo Villanova e il Pordenone, che è la squadra anche in terza, va verso il derby. Complimenti per questa giocata, questa bella conclusione di Lorenzon del Villanova, mentre questa settimana ecco i gol in nomination, dovete dirmi il migliore. Partiamo con le immagini, abbiamo Romano del Maniago Vaillant e fra poco parleremo di questo exploit. Romano aggancia palla e scarica in rete
con il destro nella giornata davvero importante del Maniago Vajont contro il Chiarbola Ponziana. Giornata importante anche per il Tamai, che domina Muggia. Qua Mortati salta difensore e mette in rete con il destro. Bella partita al Tognon, poi i gol al Tognon sembrano davvero i gol dei professionisti, no? Con queste immagini e con lo stadio di Fontana Fredda. E Grotto che va via così e poi mette in rete. Slalom di Grotto. Cosa scegli, Turchetto? Giovanni Romano. Beh, non potevi fare altrimenti, no? Dopo parliamo della tua ex squadra. Un bel gesto tecnico. Bel gesto. Simone Bruno. Anch'io scelgo quello di Romano, mi è piaciuto tantissimo questo controllo e ok. ho scaricato. Gli ospiti scelgono Romano, ma andiamo con gli opinionisti. Sante Bernardo. Grande gesto, però il gol di Grotto è tanta roba. Grotto. Tra l'altro un derby, no? Con la San Vitale. Sì. Concordo, Grotto anch'io, perché dribbla, poi guarda questo finta, tac, ubriaca il difensore, se la porta sul destro e ha la lucidità di calciare sul primo palo. Io che sono Bastian contrario, dico Mortati perché ha fatto una giocata. Lo dico anch'io, lo dico anch'io, sì. Mortati è un gol fantastico, ragazzi. Mamma mia, gran giocata. No, ma 3 bei gol, Sì. Saremmo 2-2-2. Quindi il tilt. Non lo abbiamo, quindi vado, visto che gli opinionisti hanno la supremazia 2 contro 1, lascio il gol di Grotto, ma Mortati per me era bellissimo. E allora a questo punto andiamo a scegliere anche le migliori parate, dopo aver nominato Grotto miglior gol di questa settimana. Parate: Rossetto, Fiume Veneto, Bannia mette in angolo. Qua Barlocco ci dirà cosa scegliere. Anche Turchetto ti dirà cosa scegliere. Esatto. Umari salva il risultato, anche Rossetto, sono tutte parate importanti con risultato in bilico. Umari qua salva il portiere del Cras, e qua c'è il riflesso di Cudicio del Monfalcone su questa botta, su questa girata, difficilissimo. Io qua davvero non saprei cosa scegliere, mi piacciono tantissimo tutte e tre, sono in difficoltà, quindi lascio per ultimo Barlocco. Sentiamo gli ospiti. Bruno? Io dico Cudicio. Il riflesso di Cudicio. Io direi Umari, però voto per Omar, per Rossetto, perché non gioca con continuità e quindi si è fatto trovare pronto. Alla grande, fa una gran partita a Fagagna. Sante? Sì, anch'io questa di Rossetto. Anche se tutte e tre la stessa caratteristica, perché non vedono la palla, sono grandi parate queste. Bellissime, tutte e tre in eccellenza, tutte e tre parate decisive per tenere un risultato. Posso fare un piccolo inciso non polemico nei tuoi confronti? Sì. Ma quella parata del 13° ti faceva schifo? No, sull'autogol? No, mi perché piaceva. l'abbiamo vista prima, secondo me. Io pensavo che tu prima non l'avessi commentata, perché ho detto ce la tiene come una delle tre. Mi piaceva. Era tanta roba, no? Era il tuo portiere, Simo, no? Su un autogol. Deviazione di Carniello. Okay, per abituarci già a domenica, no? Sì, è vero. Comunque io, anche perché ero presente, l'ho vista proprio in profondità, ti dico Rossetto, perché Craviari secondo me calcia bene, arriva, calcia, e Rossetto ha un riflesso che la alza bene. Barlocco, cosa ci dici qua? Perché sono già 2 voti, vediamo se hai la forza di far cambiare idea o se dici Io se dico teniamo... Cudicio. Tu avresti detto spiego Cudicio. anche perché il coefficiente di difficoltà di quella parata era notevolissima, perché era coperto, è uscita dalle gambe di quello bianco dal suo compagno, è veramente una gran parata, coefficiente di difficoltà altissimo. Ho capito, io avrei detto Umari invece, pensa tu. Umari? Sì, però dai. Scusa, poi Cudicio 2006, 2005. Vabbè, insomma era difficile, però credo che la maggioranza alla fine ha scelto Rossetto del Fiume Veneto Bannia. E continuiamo a parlare di protagonisti di questo ultimo weekend, il meglio della giornata. Parliamo del miglior giocatore che abbiamo scelto e poi ci confrontiamo con i nostri ospiti. Vediamo. Si sveglia il Maniago Vajont.
e vince 4-0 col Chiarbola Ponziana trascinato da Giovanni Romano. Parte forte il nuovo mister Damiano Bari, che ha un passato come preparatore atletico, il primo anno di eccellenza del Maniago Vajont col Mussoletto e poi un'esperienza di settore giovanile, ma è la prima volta che mette piede in panchina da primo con una prima squadra. E in questo giorno arriva la prima giornata da assoluto protagonista in eccellenza del suo attaccante Romano, passato da Aviano, Sacile, Torre e Rausedo, più che altro prima categoria per lui, voluto da Stoico che lo aveva allenato nel settore giovanile del Pordenone ai tempi, giovanissimi. E così, con un assist e una doppietta, diventa lui il protagonista di questo Maniago Vajont che ritrova la vittoria con il nuovo mister in panchina. Turchetto, dai, tocca a te. Nuovo mister Romano, dimmi un po'. Maniago Vajont, com'è la situazione? Ma diciamo che c'è un temperamento a Maniago che raramente trovi in qualsiasi altra squadra, credo, per come ho vissuto io 15 anni tra Vajont e Maniago Vajont. Quindi c'è molto attaccamento alla maglia, al territorio. Secondo me riusciranno a venirne fuori anche se con difficoltà, perché la classifica insomma. Però, ma a livello di squadra, rispetto alle vostre del passato, ha perso davvero tanto? Forse la secondo fortuna... me mezzo al campo sì, e poi davanti adesso rientra Serban, Gurgu. Ha avuto la sfortuna di non avere Gurgu. Certo. Di Romano cosa mi dici? Invece? Di Romano è un buon giocatore, come si parlava prima, è una scommessa della prima categoria, come lo è il primo gol di Zami, che lui l'abbiamo preso dalla prima categoria, quindi forse ci sta. Sono scommesse che... però se questi giocatori poi trovano continuità, magari risolvono il problema del mercato, no? Invece di andare a fare un mercato te li provi a crescere, crescere le scommesse, no? Insomma, la doppietta che ha fatto è una bella doppietta, Certo. Quindi chissà. E assist, e invece anche il cambio di allenatore. Dimmi, Stoico, cosa non ha funzionato? Stoico, secondo me, si veniva da 4 anni di Giovanni Mussoletto con un certo tipo di mentalità di gioco, hanno cambiato molto, sono passati a un allenatore che voleva giocare molto palla a terra e quindi non era facile, secondo me, ripartire. Dopo non lo so. È un po' strano però che in certe situazioni quando cambi l'allenatore la prima partita cambiano i risultati. Sì, può capitare perché l'esploit può capitare perché il Chiarbola Ponziana magari fa la sua partita negativa dell'anno, la becca lì. Però a me, non so, sono 2 allenatori qua, questi exploit, secondo voi le squadre danno dei segnali che forse avevano bisogno di cambiamenti a questo punto? Non può essere tutto sicuramente in un giocatore il cambio di un allenatore aumenta l'attenzione, aumenta la determinazione e bisogna vedere se poi è un exploit momentaneo. A Casarsa non è stato così, ad esempio. Esatto, Ranieri Coccetta sembra abbia trovato la giusta via. Sante, si muovono Casarsa e Maniago Vajont? Allora, io quando sono arrivato alla Juventina, il 27 dicembre, senza mercato, la prima giornata abbiamo vinto 6-1 col Chiarbola. Però abbiamo fatto 30 punti in un girone. Ma secondo te la svolta che può dare uno appena arriva cos'è? No, quella che ha detto il mister, cioè l'attenzione, l'emotività. Ma tu capisci se la squadra non c'era più con arrivi, primo giorno, capisci se... Allora, io il Maniago l'ho visto più volte e secondo me aveva perso anima. Non gioco, perché la squadra è discreta e buona, però aveva perso quel fuoco che li hanno portati a fare delle salvezze importanti, soprattutto quella dell'anno scorso. Sì, lo capisci. Quando arrivi capisci l'energia, però deve produrre a maggio i punti. Ovvio, non è che qua adesso... È lì che tiri poi le somme, no? Io non ho una risposta su Bari e il Maniago Vajont, ma ho una risposta che Stoico non era riuscito
a trovare la strada giusta, anche se sei arrivato a un passo lì, però poi a un certo punto sono cominciati 5 gol e poi arriva il mister e svolti tu e vinci con 4 gol. Vuol dire che si era persa la fiducia sul lavoro dell'allenatore. Quando subentri hai un ruolo, secondo me, importante, capire dove sei. Devi capire dove sei. E da lì adattarti tu e tirar fuori il meglio. Sì, perché ci sono in certe piazze storie che possono funzionare in una maniera e storie che possono funzionare in un'altra maniera. Sono d'accordo io sul concetto che è chiaro che poi ogni allenatore deve seguire una sua idea e magari ci arriverai in certi contesti e non in altri, no? Però l'anima, sì, è un tema secondo me che nei dilettanti continua ad avere un suo valore, il fuoco, eccetera, oltre ogni tanto che la tattica. Comunque Romano, che exploit. Non so se abbiamo trovato un nuovo nome per i gol in eccellenza, però intanto Barlocco, bella doppietta. Sono d'accordo con quello che diceva prima Sante, che i giocatori bisogna conoscerli. Romano è un giocatore che... Diciamo che non è proprio una scoperta, perché è un giocatore che ha fatto un settore giovanile importante e chi è andato a prendere un giocatore del genere vuol dire che l'aveva visto. E questo è stato stoico, quindi c'è questo merito sicuramente. Insomma, sappiamo che allenatore, che percorso ha fatto, è stoico, ci mancherebbe, lo stiamo discutendo e giudicando su questo periodo al Maniago Vaillant. Quindi nomination. Ancora una cosa volevo dire, per quello che riguarda il cambio degli allenatori, che a me non piacciono, una società che cambia allenatore vuol dire che ha sbagliato lei, per me, quindi un allenatore io non lo cambierei mai, ma cambiare allenatore all'interno di uno spogliatoio significa fare un reset. E cosa vuol dire? Che chi giocava poco deve dimostrare che sbagliava l'allenatore di prima e chi invece stava giocando deve dire devo riuscire a dare continuità. Quindi la scossa mentale ai giocatori, capendo dove si è, come giustamente dice Sante, è dettata da questa cosa qua. Allora, nomination me la passi, Romano? Sì? No. Corosiere no? No, e ti do anche la motivazione. E pensavo che a te, che piacciono le storie, ne hai già raccontata una simile quest'anno, avessi quest'idea. Io ti dico invece un giocatore che è rientrato dopo 3 mesi, ha fatto gol e può essere un colpo di mercato dell'eccellenza. Luca Rinaldi della Sanvitese. Rientra infortunatosi alla 3ª giornata con la Profagagna, rientra dopo 3 mesi, impatta al 95esimo sul campo della prima in classifica e la Sanvitese, che ha latitato davanti perché per gli infortuni, può aver trovato il suo colpo di mercato, Luca Rinaldi. Sì, sono d'accordo con te, ma lo aspetterò quando Rinaldi mi fa... Anche io aspetterò Romano quando mi farà altri gol. Sante Bernardo, non te la passo. Grazie. Sì, Romano, sì, assolutamente. Però ti aggiungo Ciriello. No, in D non andiamo. Ok, allora... Cioè, tu puoi aggiungerlo? No, lo aggiungo, volevo solo spiegare velocemente, perché arrivavano da 4 sconfitte, c'erano state delle uscite in settimana derbissimo e lui fa 2 gol. Io, visto che hai dominato Ciriello, io prendo la palla al balzo e ti dico, tutti quanti qua, Ciriello è stato un piccolissimo tema a un certo punto nei miei passaggi di trasmissione, ed era partire dalla panchina perché magari Ciriello non riusciva a completare bene la settimana di allenamento. Il punto è che secondo me, ditemi se sbaglio, Ciriello in questo Brian Legnano deve avere il piedistallo. Secondo me è così, ragazzi. Sì. Fa 20 gol questo. Bisogna chiederlo a chi ha giocato. Simone so. Bruno potrebbe risponderci se lo spogliatoio accetta questa cosa o no. È chiaro che chi poi va in campo e fa gol quello sana, che ti no? salva, Sì, le qualità di Ciriello sono indiscutibili, poi c'è un equilibrio da mantenere in spogliatoio, perché insomma bisogna giustificare poi al ragazzo che potrebbe giocare al posto di Ciriello, che magari in settimana si danna l'anima per giocare 10 minuti, però, Simone, scusa, non ce la fa. Se la butta sempre dentro lui e gli altri non sono stupidi gli altri. Lo sanno. È chiaro. Quindi devi anche un po'... Se la differenza è così, insomma, penso che anche il gruppo accetti comunque magari adesso trova questa continuità di nuovo e il problema non sussiste minimamente, però c'è stato questo tema, è inutile discutere. Bene, il miglior giocatore è Romano, quindi del Maniago Vaillant. Abbiamo parlato di eccellenza, di squadre che fanno exploit. Non fa più exploit il Fagagna, non va. Vediamo. La gran botta! Non va.
l'ultima vittoria della Pro Fagagna è datata 20 ottobre. Nelle ultime 7 partite solo 2 punti raccolti. Adesso i rossoneri sono 14esimi con 18 punti e quando doveva decollare questa squadra è rimasta ferma, impantanata. Una cosa che sta accadendo nelle ultime stagioni al di là di chi sia l'allenatore in panchina. E i giocatori sono più o meno gli stessi. E allora cosa manca a questo Fagagna per trasformarsi da promessa a certezza dell'eccellenza? O forse questa squadra è sopravvalutata? Di certo, così non va. «27 ottobre», era anche il mio compleanno quel giorno. Cambia, dai. Insomma, però cambiano i punteggi, no? Comunque 6 partite, 2 punti dal 27 ottobre senza vittoria, quindi ci siamo corretti subito, chiedo scusa, però il tema appunto è quello. Mi dite, e a questo punto io me lo sto chiedendo, stiamo sopravvalutando il Fagagna che diciamo ogni stagione può essere lassù davanti? Simone Fornasiere, ti ha detto Pagnucco che la verità sta in mezzo, né troppo in alto né troppo in basso. Non lo so, cioè, non so se è quella la verità che sta in mezzo, non riesco a capire. È una risposta scontata, no? A Sì. una domanda come quella che gli ho posto. Pagnucco la verità che aveva detto che stava cercando di far capire che questa squadra doveva arrivare lei, quindi non è vero Pagnucco che la verità sta in Pagnucco mezzo. ha parlato di primi 3 posti, proprio un'intervista a te. Deve mettere, anche quando va male, deve dire che non può dire che la verità sta in mezzo, perché fa un passo indietro anche lui allora su queste valutazioni. Sì. Allora, io ti dico una cosa, io ho visto il Fagagna, le 2 sconfitte consecutive sono state 2 partite diverse, qui avrebbe meritato senz'altro qualcosa di più, anche se poi il Fiume ha sfruttato gli episodi, insomma c'era anche il direttore al campo. Però la domanda che poni tu è se stiamo sopravvalutando questa rosa, è lecita, io non lo so, perché io continuo a voler pensare che la Pro Fagagna ha dei giovani interessantissimi, perché quando giochi con fuori quota Bozzo, Clarini, Venuti, lasci in panchina Comuzzo che è un 2005 che è passato dalla Fiorentina, cioè che quindi potrebbe giocare a qualsiasi parte. Vedo invece che il migliore del primo tempo è stato Nin, su cui io non avrei scommesso un centesimo che potesse far bene l'eccellenza, credo il direttore sia d'accordo con me, primo tempo Nin è stato, quindi anche lì... Dai, sopravvalutata sì o no? Dici ancora no? No, dico ancora no, sopravvalutata Sante ancora Bernardo, no. Tu che avevi messo il Fagagna in crisi prima che andasse in crisi, non so se era una visione o una guffata. Non so. No, guffata no, ci mancherebbe un collega, no. No, però tu avevi già sottolineato che doveva rendere... Doveva far di più, deve far di più. Figuriamoci adesso allora. allora. Cioè, cosa manca? Non lo so. Rispondimi, non c'è una risposta perché hanno tutto. Hanno il campo top, società top, giocatori, Luca Cassin, Pietro Tuan, tutti bravi. Allora forse bisogna cambiare qualche elemento per... Ma sopravvalutata no, deve stare sopra, punto. Ho capito io, però cambia l'allenatore, non so se la società... Allora, qualcosa di cambiare se non stai sopra, a parte che al netto che Fagagna quando sale in eccellenza in una buona metà classifica fa di base sempre il suo ok. Ma visto che stiamo dicendo che è una buona squadra, che può guardare un po' più in alto, non riesce mai, deve esserci un motivo. E allora il motivo, Santa, mi verrebbe da dire, forse quei 2 o 3 elementi che devono far fare il salto non lo fanno fare. Beh, quest'anno stanno mancando i gol di Cassin, che è un attaccante che ci ha abituati ad andare sempre in doppia cifra, no? Che è un buon attaccante, non me ne voglia Luca Cassin, adesso è un attaccante che forse tutti vorrebbero nelle loro squadre di eccellenza, sta mancando un po'. Anche Clarini, che è un giocatore di una qualità straordinaria, domenica l'ho visto un po', sabato l'ho visto un po' compassato, un paio di volte poteva puntare la porta, non l'ha fatto, poi c'è la sfortuna che un portiere che Davide Barlocco dice essere forse il migliore dell'eccellenza, prende un gol così, perché adesso io voglio bene a Pagnucco Muzzin sulla loro lettura sul gol, ma no, il gol è di Nardoni. Alberti calcia bene e lo conosciamo, ma il gol è di Nardoni, dai, cioè adesso... Non sono d'accordo. No? Assolutamente no. E vi spiego anche perché. Tu per Nardoni hai No, ve lo spiego. Perché tanto sulla il Liga... Fagagna gioca con l'uomo sul palo. Tu quante squadre conosci nel calcio moderno che giocano con l'uomo sul palo?
non ce ne sono più. Perché? Perché ci sono i portieri che stanno piantati sulla linea di porta. Tu hai un portiere come Nardoni che ti va a prendere la palla sul dischetto del rigore e se prende gol così, gli dico va bene, continua a stare dove sei. Perché? Perché quella palla lì la deve prendere di testa l'uomo sul primo palo, che salta ma non ci arriva lo stesso. E la posizione di Nardoni era assolutamente corretta. Per assurdo, vi dico che ha più responsabilità Nardoni sul secondo gol che non sul primo. Allora, scusa Davide, ok, scusa. Sul Scusa, ti ho secondo, capito. però lo stesso, no, sono d'accordo, cioè, al netto della tua lettura, io che gioco in porta, Davide, quello lì comunque tu giochi in porta, ma se tu giochi in porta sulla linea di porta ti dico che è colpa tua, ma se tu giochi su un calcio d'angolo non sulla linea di porta ma a 3 metri in avanti, quel gol lì lo prendi e non lo sgrido neanche che prenda un gol del genere. Sì, però tu quando hai di fronte che ti calcia Andrea Alberti, ho messo l'uomo sul palo, non puoi andare sul palo per quel motivo lì. Nel calcio moderno l'uomo sul palo non lo mette più nessuno, mettono solo l'uomo al vertice. Perché? Perché hanno i portieri che stanno piantati sulla linea di porta. Tu hai un portiere che esce e lo tieni sulla linea di porta, ma va benissimo, prendi gol, perdi la partita, ma non ha responsabilità. Riguardatelo, guardate l'uomo sul palo. Mettiamo le immagini del fiume Veneto Bannia, perché dobbiamo parlare con Turchetto del fiume Veneto Bannia che vince, però non mi avete risposto. Non mi hai risposto. Guarda l'uomo sul palo, a parte che l'ha messa veramente con una traiettoria perché ha saltato, non ci è arrivato su. Ha calzato forte. Vabbè. Io ero sotto, ho calzato forte Andrea. Se tu il secondo gol lo vediamo? Sì, c'è anche quello. Facci vedere il secondo. Adesso ti faccio rivedere tutto, dai, facciamo partire le immagini. Questo il secondo io do più colpe a Zuliani e Leonarduzzi. Dai. Vai con le immagini. Questo è il primo. Questo è il primo. Ecco, un calcio d'angolo battuto forte. L'uomo sul palo non ci arriva. Ma salta male, una palla. Salta male. Riuscite, scusate, però regia, scusate, chi è qua al monitor di servizio vede tutto, però chi è a casa secondo me non riesce a vederlo. Me lo fate partire bene dall'inizio sto gol così lo vediamo, perché mi mangiate la traiettoria. Vai, ecco, così si può capire anche a casa, perché se no a casa non capiscono. È rallentato e questa è. Però vabbè. Ha detto la sua Barlocco, il tema non è adesso, arriva il secondo dopo l'esultanza di Alberti, il secondo ormai è partita finita, il Fagagna è avanti e parte questo contropiede, c'è questa ripartenza del Fiume Veneto Bannia e arriva il 2-0, e quindi tu dici insomma anche qua... ma guarda Zuliani e Leonarduzzi qua. Guarda, sì, Zuliani... Però è anche tipo il 94esimo. Sì, qui non è stato reattivo. Ok, ma prima di parlare del Fiume Veneto Bannia mi dici, il tema non è Nardoni, era il Fagagna. Il Fagagna sta deludendo, anche me personalmente, perché quando il Fagagna, che oltretutto ho guardato spesso anche allenarsi, secondo me doveva fare il salto di qualità ed era la partita contro la Juventina, che va e perde male, e lì ho detto ok, qualche cosina manca, ma non a livello di qualità, a livello presumo, potrei usare un tema di presunzione, una parola forse un po' pesante, ma secondo me con la qualità che ha sta squadra, e sono d'accordo con Sante che è una squadra per me da primi posti perché non gli manca niente, non sta facendo quello che presumevo potesse fare. Se sei da primi posti, lo dite da due anni almeno, prima o poi alzi un po' il livello, non puoi essere una squadra da primi posti, ti manca qualcosa, altrimenti non sei ogni anno lì. Io credo che forse il valore che stiamo dando è oltre a quello che realmente. Però Zatti 2 anni fa fece bene, lo so, diciamo che è un campionato totalmente equilibrato. È un campionato sottile, sbagli 2 partite. Sì, no, abbiamo fatto, vi ricordate chi ha detto prima, chi gioca con la terza vince la quarta? No, era il gioco, ti ricordate come si faceva quel gioco? No, ma così è l'eccellenza. Il Fiume Veneto Bannia che è come il Fagagna, si dice che è sempre bello questo Fiume Veneto Bannia, tu sei arrivato quest'anno, ma il Fiume Veneto Bannia scatta? Adesso avete San Luigi UFM. Perché io ho paura sempre che il fiume sia un po' lì anonimo. Dobbiamo lavorare anche loro, staff nuovo, sia tecnico che compreso sottoscritto, cambio di mentalità, comunque... Ma cosa volete? Tu sei arrivato al fiume per fare cosa? Per portare ad essere il Fiume Bannia una società ambita come può essere, non so, il Tamai o... Beh, un bell'obiettivo. Sì. Bell'obiettivo. Secondo me hanno tutto per far bene a Fiume.
Vero, vero. Bisogna uscire un po' dalla comfort zone. Bisogna uscire un po' dalla comfort zone e ci stiamo lavorando. Però siete in ripresa, perché dopo i 7 gol di Muggia vi siete ricompattati subito, no? Certo. Dopo, come un po' tutti, come si parlava prima, facciamo fatica a fare gol, però insomma, dobbiamo lavorare anche su quello, sull'ultimo passaggio, magari fatto un po' meglio. Prendiamo pochi gol comunque, a parte Muggia. A parte Muggia è stata la parte... Riusciamo... Cosa è successo? Giornata... Non lo so, io ho la mia idea dopo. Qual è? Sai, non è facile mangiare alle 10:30 di mattina, salire in pullman, arrivare a Muggia, che è la trasferta più lunga, uno si addormenta, scende, vai a fare una partita. Perché ho visto tutti, non due, tutti li ho visti in difficoltà a Muggia. Beh, si va a mangiare a Muggia magari. Certo. Posso dirti una cosa? Ci sta anche il tamarro, mangia in sede, dopo sono scelte societarie. Io dalla partita dopo ho parlato solo con la società, secondo me mangiamo fuori perché... È un passaggio non casuale quello di Muggia, perché una società che perde 7-1, adesso Turco non ce lo dirà, ma rischia di poter mettere in discussione l'allenatore, perché 7-1 è un risultato pesante. Sicuramente l'allenatore ha avuto le sue responsabilità come le abbiamo avute tutti anche a livello societario, difatti abbiamo cercato di capire dove potevamo aver sbagliato. E adesso il risultato, quarto risultato utile consecutiva, l'eccellenza è molto strana, quest'anno molto equilibrata, quindi davvero cambiano le valutazioni di settimana in settimana, però chiudete l'andata con 2 partite che potrebbero dirvi qualcosa, no? Se restare in una zona medio-alto, se certo, restare un po' ad più affrontare dietro. la prima classifica e poi Monfalcone, che sono 2 squadre attrezzate. UFA e Fiume Veneto che è uscito solo ai rigori col Tamà in Coppa, quindi hanno rischiato anche lì di fare un... puntavamo tanto la Coppa, insomma. Però... Ma in tanti puntano la Coppa alla fine, no? Piace la Coppa d'eccellenza e questa è la verità. Bene, parleremo, fra poco cominceremo a parlare anche della finalissima contro il Potamai, obiettivo stagionale per entrambe, appuntamento 6 gennaio. Insomma, col Fagagna che non va, il Fiume che invece ha ripreso a funzionare, abbiamo parlato di miglior giocatore e adesso però dobbiamo parlarvi anche di quelli che sono il miglior allenatore e la miglior squadra di questo fine settimana. Partiamo dall'allenatore. Ha pareggiato a Pordenone, sì, ma soprattutto ha vinto in casa con Tricesimo e Corva, le squadre accreditate a dare filo da torcere proprio i neroverdi. Ciccio Salger, dopo Codroipo, è ripartito da Marano. Una salvezza e adesso un campionato di promozione che diventa interessante in virtù di 5 risultati utili consecutivi e 9 punti collezionati. E qua devo chiedere a Simone Bruno. Maranese indiscutibilmente è un organico importante, ha dei giocatori molto forti, stupiva all'inizio questo tentennamento, adesso Ciccio ha trovato la quadra e sta facendo vedere il suo lavoro, quindi... È una Maranese che... sicuramente è una squadra molto competitiva, molto forte. Ok. Via con i pareri su questa nomination. Sante Bernardo. Sì. Ci sta. Non avete altre proposte? No, io ho un'altra proposta. Prima non ti ho detto l'attaccante del Maniago Vajont proprio perché avevo pensato all'allenatore, a Mister Bari del Maniago Vajont, perché quando tu subentri, non hai mai allenato, vieni da un percorso... Vabbè, ma non te l'avrei mai passata, dai. Va bene. No, Simone, cioè nel senso ne parliamo, ne discutiamo, però non metto il miglior allenatore Bari alla prima che arriva col Chiarbora. E io lo metto. Tu lo metti, ma non te la passo. Perfetto. Perdonami. Cioè, no, ti perdono. Alla seconda, alla terza, sì, ma alla prima, però gli dico bravo, cioè che bell'impatto, chiaramente. Barlocco? Possiamo tenere Salger. Ciccio Salger, miglior allenatore del weekend. E andiamo con la miglior squadra. Nei dilettanti non c'è solo l'LME che domina,
ma anche il Deportivo Junior in prima categoria girone B. La vittoria nel derby con la Reanese per 2-0 è un altro segnale e le altre squadre vanno piano, più 9 dalle seconde, miglior difesa, solo 4 reti subite, e nel derby può permettersi il lusso Marchina di tenere in panchina Nardi e Condolo, che ha segnato il gol del definitivo 2-0 dopo la rete di Salomoni. È un Deportivo che corre verso la promozione. Prego Simone Fornasiere, perché dovete sapere che quando ci sono i servizi lui parte, no? E adesso mi dai la parola, adesso voglio dire io. Bravo Marco Marchina, bravo il Deportivo. Ricordiamoci che tu per il Deportivo qua hai azzannato per Paolo Ponte. Sì, non ho azzannato, ho semplicemente detto che non si poteva pensare di cannibalizzare un girone in cui c'era il Deportivo. Che è forte. E infatti l'ha cannibalizzato il Deportivo, sì, che è forte. Però, signori miei, adesso tu cambierai idea, ne sono certo, se non premiamo il Lavariano Ortean, che ha la 10ª vittoria consecutiva, è già campione d'inverno, 10ª vittoria consecutiva, 10 e lode. Cioè il Lavariano Ortean è la squadra, secondo me, in assoluto che merita la nomination. Ha vinto la prima, pareggiato la seconda e poi sempre vinto. E beh, se non va al Lavariano Ortean, penso che se ci fosse Lavariano Ortean Esperia, penso che adesso... No, LME. Sì, che è l'acronimo di Lavariano Ortean Esperia. LME, va bene, perché credo che anche Marchina, che ci starà guardando, mi sta dando ragione. Allora, sentiamo, adesso ti rispondo, comunque sentiamo Sant'Eberardo. Ma io su questo farei un ragionamento più alla fine dell'andata. Perché sono campioni d'inverno, manca una giornata perché riposano la prossima. Sì, ma sono troppo più forti, quindi io preferisco premiare questi. Barlocco? Io no, sposo Fornasiere questa volta. Grazie. Cavolo. Allora sì, mi volevo tenere, adesso posso confidarmi con te? Tu sì, sei un amico allora, poi. Io volevo tenere LME, spingermi nella nomination ancora oltre, no? Per arrivare fino in fondo, perché ho questa idea che magari può, adesso scongiuri a Mortagliano, che arriva fino in fondo, convincendo, e quindi volevo nel girone di andata? Sì, okay. Volevo tenermi per il prossimo martedì, l'ultimo martedì, te lo Però ammetto. posso risponderti? Lo volevo tenere lì. E se per sbaglio l'ultima che giocano, perché sì, una poi riposano, mi salta la nomination, perdono, tu in tutto il giorno di andata non metti una squadra che ha vinto 10 volte? No, infatti mi stavo prendendo un rischio, era tipo un gioco d'azzardo, no? Capito? Un all-in mi stavo prendendo sto rischio che tu oggi me l'hai rovinato in diretta TV e adesso io devo prendere una decisione difficilissima, però te la passo. Ma il Depo, che ancora non ha nulla, non ha né l'allenatore, noi dobbiamo anche il Depo le prossime tenerlo in considerazione. No, Deportivo sicuramente ci tornerà perché credo facciano gli scongiuri, insomma. Allora va bene. Farà bene. Va bene, va bene. Poi nel Depo gioca anche Simone Bruno, amatori. Allora mi hanno scritto, LME miglior squadra, mi hanno scritto che Simone Bruno, oltre ad iniziare la platea di 13°, lo fa anche all'interno del terreno di gioco dei campionati del CFC. È un telespettatore che conosco. Mi diverto tantissimo a stare fermo in mezzo al campo con gli amatori. Comunque era mio fratello che lo scriveva. Guarda, volevo dirtelo subito. No, ti ripeto, mi diverto tanto perché abbiamo un gruppone incredibile con Omar Rossi, con Peter Struckli, Marco Paie. Quindi ci divertiamo tantissimo. Il Depo è una famiglia, come abbiamo sempre detto, e quindi stiamo fermi in mezzo al campo, siamo bravissimi a stare fermi in mezzo al campo. Però fate bene. Sì. Prima categoria, 2 temi velocissimi. Uno, guardate Zufferli del centro sedia, perché l'altra capolista che dà un segnale del centro sedia, va più 5 dal Domio, l'Opicina è rimasta ferma perché è stata rinviata la partita, e qua Zufferli botta dalla distanza. Guardate che punizione, e questo è un altro elemento che dice come il centrosedia sia la grande del girone. Tenta la fuga con questo tenta la fuga, sì.
Sì. Zuffoli, passato che per la Cremonese, ha già vinto campionati. E qua è difficile perché non ho la posizione di partenza del portiere, però io gli do merito alla botta su punizione. Gran tiro, il portiere può fare meglio. Sì, può fare meglio, però tu devi calciare così da quella distanza lì. Quelli che dicono è il portiere, ma calcia tu così da lì. Sì, è vero che io il portiere devo fare meglio, però è una gran punizione. Poi prima categoria invece girone B, incredibile, esonerato Colavizza, che ragazzi gli ho portato una sfiga tremenda io. La scorsa settimana era al Non Hotel, tra i migliori allenatori, avevo fatto anche l'intervista, ho detto Serenissima e Colavizza, una storia che funziona, Banff. È saltato qualcosa. Simone Fornasiere ha allenato Marco Rossi stasera. Ah, è tornato in pista Mister Rossi, ex Tavagnacco femminile, Itala Samaro, Virtus Corno. Pensavo chiamassero Zimbo. No, Marco Rossi è allenato, quindi credo sia lui. Ma Simone, sorprendente questo divorzio. Beh, assolutamente sì, viene da un triennio in cui ha vinto la seconda categoria o comunque è stato promosso. L'altro anno è stata una delle grandi sorprese, sfiorando i playoff quando si pensava che dovesse veramente retrocedere. Quest'anno era comunque è alla seconda sconfitta, le immagini lì che fai vedere, ecco, si saluta proprio con Marchina, aveva impattato anche col Deportivo. E lì aveva preso la nomination da noi. Sì, è vero, bravo. Io non so cosa si aspettavano Pradamano. Io, da quello che ho sentito, i giocatori hanno voluto un cambio, ma però non lo so. Apriremmo anche lì. Anche lì apriamo un capitolo. Se comandano i giocatori. Fine. Vuol dire che manca la società. No, dopo però bisogna essere dentro. No, bisogna infatti. Anch'io credo che però qualcosa si fosse rotto tra tutti, dirigenza, mister e giocatori. Però resta un fulmine in ciel sereno. Io prima di mandare via un allenatore con cui avevo un ciclo così bene, aspetterei un attimo, no? Però è vero anche che è stata una brutta sconfitta con la Castionese. Sì, ma un incidente di percorso, sì, insomma, brutta sì, perché la Castionese era ultima e resta lì, però... Sì, sono quegli esoneri che ti lasciano un po' così, un po' perplesso. Infine, vado a chiudere il mio viaggio tra le categorie dicendovi, stasera alle 19:30 abbiamo parlato del Rorai Porcia, siamo stati in seconda categoria. Attenzione che in seconda categoria girone A è una bella sfida, ci sono 5 squadre a 5 punti, ne abbiamo parlato con Viscontin e Sonego, due allenatori, il direttore sportivo del Rorai Porcia Giacomin. Sentiamo cosa hanno detto su questa seconda girone A equilibrata. Era anni che non si vedeva forse un valore così delle squadre in seconda categoria nel Pordenonese. Quest'anno sia davanti che dietro veramente non hai una domenica con un risultato scontato. La riforma ha mandato giù determinate squadre, vedi il Valenoncello e vedi il Ciolini che comunque hanno cambiato pochissimo, e quindi squadre che sono insieme da anni e giocavano in prima categoria, scendendo di categoria portano qualcosa in più. Ho visto, è difficile giocare contro di tutti, perché come dico anche al direttore sportivo, alla società, cioè non c'è stata una partita che è vinta in maniera agevole, e qua ci sono 4-5 squadre che stanno dimostrando di correre, Porcia che non ha mai perso soprattutto, e anche lo Spilimbergo stanno meritatamente lassù, e anche noi, a parte questa partita, meritiamo di stare lassù. Insomma, una bella sfida tra le squadre da segnalare, che questo Rorai Porcia che non ha mai perso, ha vinto uno scontro diretto con il Valenoncello, c'era questa curiosa sfida tra i fratelli Mazzon, no? Micio e Stefano, Maurizio e Stefano. Ne abbiamo parlato stasera nel nostro appuntamento del mercoledì 19:30, sempre conoscere le società anche al di là dei risultati sportivi, e poi noi facciamo anche il terzo tempo. Siamo terzo tempo. Il terzo tempo di Porcia è stato particolarmente interessante, una piccola clip in chiusura prima della nostra intervista finale di stasera, che fra poco vi dirò di chi si tratta. Terzo tempo Porcia, vediamo Magrini. Era da tanto che non assaporavate questo sapore della sconfitta. Sì, è vero, però ci sta ogni tanto. Guarda, devo presentarti un mio amico, vieni Joao. Senti, ma cosa ti ha portato poi da Tolmezzo a venire a giocare a Valenoncello? Questa è una curiosità interessante. Ma non lo so, l'Erasmus.
Sì, festeggeremo perché adesso il nostro compagno di squadra ha fatto gli ossi del Porcel, se non sapevi, e quindi ci fermeremo qua a mangiarli tutti insieme. Ho perso una scommessa, ho mangiato un biscotto per cani. E lui l'ha buttato giù. Un biscotto per cani. Biscotto per cani. Ci hai offerto la birra, hai bevuto l'americano. Cos'è quel verde lì? Non lo so, ma va benissimo. Fa morale. È colluttorio. Adesso arrivano gli ossi. Senti, quanto ti fermerai al chiosco? Ma al chiosco mi fermo finché devo andare a prendere le pizze. E noi ci fermiamo... Il figlio di Roberto Piton. Sembrava Mattia, ma da Tolmezzo cosa c'entra? No, non era Mattia, No, non credo. sembrava. Anche a me sembrava Mattia Pittone. Comunque, anche noi andremo a mangiare la pizza adesso, Turco, no? Sì. Porti tu? Certo, offro io. Senti, Grazie che offri tu, bravo tu. ci mandano un buon Natale, qua ci scrive Omar Rossi. Grande Omar. Poi mi ha scritto buonasera, volevo salutare la moglie di Simone Bruno. Sorella del ben più famoso Toro Araboni, ricordiamolo. Esatto. E un bacione anche a Davide Barlocco e quindi gli auguri di Natale. Complimenti sinceri per i grandi risultati che sta ottenendo Simone Bruno, bravissimo allenatore e permettimi la battuta anche esperto di mercato. Ad un mister così grande stima e giù il cappello. Questo non è firmato. Dopo controlleremo dalla immagine di profilo. Quindi insomma, stai facendo bei risultati, arriva una bella sfida. Tu contro la prima, siete stati ospiti a terzo tempo. Cosa posso dirvi? Speriamo di non fare la fine con la pizza. Quindi non posso dirvi niente. Soltanto grazie per esserci stati stasera in virtù di tutto questo. Grazie a Cristian Turchetto, grazie a Simone Bruno, grazie a Sante Bernardo, Simone Fornasiere, Davide Barlocco. Buonasera. E io vi lascio con la nostra intervista finale. La scorsa settimana era stato un momento che abbiamo parlato di allenatori, il ritrovo degli allenatori. Tra l'altro prossimo martedì c'è anche la festa del mister qua allo stadio, torneremo a parlare appunto di questa figura importante che è quella dell'allenatore. L'abbiamo fatto con Edi Reia, essere allenatore, cosa ha significato per lui, sentite cosa ci ha raccontato. Grazie per averci seguito, l'intervista a Reia, appuntamento domani alle 19:30, noi continuiamo il nostro spazio quotidiano dedicato al calcio dilettanti. Ciao! Edi Reia, un nome importante nel mondo del calcio italiano e in particolare regionale per noi. Mister, stasera noi abbiamo parlato di allenatori. Cosa ha significato per lei essere un allenatore? Ebbene, è stata un po' la mia vita, mi ha dato bellissime soddisfazioni. E un allenatore è grande sofferenza, che non è solo bello, perché un allenatore deve lavorare, lavora anche di notte e poi non sempre le cose ti vanno bene, però io posso dire di essere fortunato perché ho fatto un lavoro che mi è piaciuto sempre, ho amato sempre il calcio e poi a fare allenatore mi ha dato grandi soddisfazioni, è stato bello insomma, sono stato fortunato sotto questo punto di vista. Qual è stata la cosa più difficile che ha dovuto affrontare nella sua carriera? Il rapporto magari con i presidenti, con i direttori sportivi che non sono quasi mai d'accordo su quello che si fa, perché quando perdi chiaramente, quando perdi le partite hai torto e quando vinci gran parte del merito non è degli allenatori ma è dei presidenti o anche dei giocatori, giustamente i giocatori sono quelli che sono in campo, però un allenatore incide molto secondo me sul valore dei giocatori, in modo particolare anche sulla squadra, soprattutto la mentalità, il modo con cui scendono in campo, il collettivo diventa un aspetto fondamentale. Un allenatore deve essere molto deciso anche nelle scelte, ma non solo tecniche, anche dal punto di vista umano, perché al giorno d'oggi devi formare gruppo, per formare gruppo non devi raccontare delle balle ai giocatori, non devi dire bugie, devi essere sempre sincero e fare di testa tua, soprattutto perché se fai quello che dicono gli altri sbagli 2 volte. Ma è cambiato rapportarsi con i giocatori negli anni? È diventato più difficile oppure no? Eh sì, molto più difficile, perché io ho passato generazioni, insomma, no? Perché sono da parecchi anni che ho fatto allenatore. Nell'ultimo periodo era difficile soprattutto a dialogare con i giocatori, fargli capire certe cose e accettano malvolentieri, mentre
qualche anno fa, parlo di qualche decina d'anni fa, accettavano più i consigli dell'allenatore. Adesso mi dà l'impressione che si sentono già fenomeni. E poi le racconto degli episodi. Prima, quando parlavi nell'assemblea, finite le partite, cioè i giocatori accettavano anche le critiche nell'assemblea all'interno dello spogliatoio. E ultimamente non le accettano, perché quando vengono rimproverati nel gruppo, quando vengono rimproverati nell'assemblea, che sento anche lì che non le va mai bene, poi li prendi da solo e puoi dirgli quello che vuoi, accettano tutto, insomma, no? E sotto questo punto di vista diventa un po' difficile. Ma come ha fatto Eddie Rea a restare attuale? C'è stato un segreto? Ma non lo so, dipende forse dall'aspetto caratteriale, insomma, e anche perché poi il buon Dio mi ha dato, i miei genitori mi hanno dato buona salute, e sotto questo punto di vista sono sempre stato abbastanza lucido, diciamo. Adesso perdo qualche colpo, non mi ricordo neanche i nomi di certi giocatori che magari ho allenato, sono stati tanti, no? Però sono stato fino all'ultimo sempre sul pezzo, insomma, soffrendo anche perché è tosta, perché è particolarmente difficile, insomma, no? Perché la settimana è lunghissima, non finisce mai. Prima di iniziare una partita c'è grande responsabilità, grande impegno, se è fatto come devi si consuma molta energia. Da chi ha imparato di più, mister Rea? Ma sai, io in modo particolare quando c'era Bearzot, che era un friulano, e poi sono andato in prova al Toro, avevo 16 anni allora, e ci siamo fermati proprio nell'albergo dove era Bearzot, e da lì così ho avuto questa figura, e poi ho imparato un po' da tutti gli allenatori, insomma. Io ho avuto Giambattista Fabri, per esempio, che eravamo insieme con Fabio Capello alla spalle. Da parte di questo Fabri, che eravamo giovani, abbiamo imparato molto, e quello che ci ha poi lanciato, anche ci ha fatto esordire, e bisogna essere riconoscenti anche a Giambattista Fabri, che non è un grandissimo nome, e poi ho avuto altri allenatori, si impara sempre da tutti. Mister, l'allenatore ha sempre a che fare con l'esonero, purtroppo, no? C'è questa spada di Damocle, però nel tempo, anche adesso, noi abbiamo parlato nei dilettanti, si esonera a novembre, un allenatore la settimana dopo può andare con un'altra squadra, basta che la categoria non sia lo stesso campionato, ma è davvero la strada giusta per gli allenatori? Ma no, cioè, l'esonero chiaramente è sempre penalizzante per ogni allenatore, e penso anche per i presidenti, perché evidentemente penso di non aver sbagliato, che la colpa è sempre dell'allenatore, ma questa è stata sempre la spada di Damocle che mi ha sempre accompagnato in tutta questa carriera. D'altronde, se fai risultati chiaramente non ti mandano via. È chiaro che quando perdi, a me è capitato una volta che le cose non andavano bene, ero a Catania, capivo che non ero adatto probabilmente all'ambiente, non ero adatto in quel momento, e sono stato esonerato, forse anche giustamente, perché non entra, perché un allenatore deve incidere, perché quando vai nella squadra deve incidere, se tu non incidi è chiaro, i giocatori non vanno, non fai risultati, la squadra non gioca, e sotto questo punto di vista forse è anche giusto che un allenatore venga esonerato, insomma, no? Però questa è la nostra vita, è sempre stata la mia vita per quanto mi riguarda, e sapevo benissimo che poteva capitare da un momento all'altro di essere cacciato. Sono stato cacciato un paio di volte e di conseguenza bisogna accettarla, ma questa è la realtà. Mi dica la verità, visto che qua non ci sente nessuno, no? Siamo qua a chiacchierare, ma allora stava per andare all'Udinese o no? Ero curioso a quel periodo. No, ci sono stati dei contatti, però non mi sentivo, perché ragazzi, a fare l'allenatore, perché io ho fatto allenatore fino all'anno scorso, ma in nazionale è più diluita la cosa, perché ti trovi una volta, diciamo, al mese, ti trovi una settimana, in modo particolare in Albania, insomma, no? C'è responsabilità anche lì, però è molto più tranquillo, mentre fare l'allenatore della prima squadra, poi con l'Udinese, figuriamoci che io sono un tifoso da vecchia data, penso che le coronarie mi saltavano, e soprattutto nelle condizioni in cui era l'Udinese, e forse ho fatto anche bene che così si è salvata, magari con me non riusciva ad andare giù. Figuriamoci per uno come me, tifoso udinese, magari retrocedevo, non stavo neanche più in Friuli, insomma, no? Non era il caso di accettare. Ultimissimo, mister. Faccio finta che ci sia un allenatore dei dilettanti, magari anche giovane,
la cosa che gli direbbe per prima cosa deve curare, cosa deve fare? Un consiglio, dai, come fosse davvero a un amico. Ma sai, curare non lo so, perché ogni allenatore ha una sua filosofia, un suo modo di giocare. L'importante è che faccia sempre di testa sua, che non ascolti nessuno, che vada avanti per la sua strada.